raccomando. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa seconda selezione. Miss Riviera del Brenta, si è già tenuta la prima selezione, avete visto le ultime 5 ragazze che hanno partecipato a Miss Motor Gallery e accederanno di diritto alla finale che si terrà il 6 settembre. Quindi qui si terrà la seconda selezione, ma questa sera è veramente pazzesca. Intanto ringraziamo l'Eden Venezia per averci ospitato in questa stupenda location. Ringraziamo come sempre gli sponsor che ci permettono di andare in scena con tutti gli eventi targati Tumo dalla Brungione. In particolare per questo evento ringraziamo Casello Untici, Isolcasa, Bareaco, Salotto Andreghetti, Ottica Vision, Enel, Tende Serramenti, Mi Magazine, Mario Note, Vodafone Marghera, Fioreria L'Angolo Fiorito, Mitri Gioielli, Studio 54, Grafiche 3 e Wellness Point Herbalife. Intanto abbiamo solo nominati, poi però andremo a conoscerli meglio. Un applauso anche a tutti gli sponsor che servono, assolutamente importantissimi. Come sono importantissimi i nostri supporter che non ci abbandonano mai, dal nostro video manager ufficiale di Tumo dalla Buongiorno, Alberto Bevilacqua. Ciao Alberto, che ci manda anche sui nostri canali social network, la pagina Tumo dalla Buongiorno di Instagram e di Facebook. Grazie per essere con noi anche stasera. Ringraziamo anche Mario Bonesi di Giudice Vlog, l'ho visto prima. Dove sta? Comunque c'è perché l'avevo visto. E ringraziamo i nostri fotografi per questa serata. Cominciamo con Massimiliano Poletto. Ciao Massimiliano, grazie per essere con noi. Mirko Metti, ciao Mirko. E dolce secondo Paolo Molose. Ed ora. Come va giuria? Bene? Siete abbastanza uniformi nelle votazioni? Bello, questo è importante. Oriana? Bene? Hai visto che maschione che ti avevamo messo a fianco? Impegnato, però insomma è una cosa così internostra, non la sa nessuno, d'altronde non l'ha sentito nessuno. Molto bene. Sono pronte le ragazze? Facciamo un applauso anche a Malala Tabacco. Applauso gigante. Buonasera per un giorno. Ed ora siamo pronti per continuare con la seconda uscita, quella in bikini, dove ovviamente la giuria andrà un pochino più nello specifico. Qui si andrà a vedere quella che è effettivamente la fisicità di queste ragazze, insomma un po' come mamma l'ha fatte. E quindi cominciamo come sempre dalla numero 1 Asia Cannella, da Quarto d'Altino. Rieccola qui Asia Cannella. Uscita in bikini, quindi giuria votazione un po' più specifica sull'aspetto fisico. Andiamo, votazioni 7, 8, 9, 7, 7, 9. Complimenti Asia. Ed Asia Cannella passiamo alla numero 2 Asia Fragnan da Jesolo. Eccoci con Asia Fregnan, uscita in bikini. Vediamo le votazioni per lei. 10, 9, 8, 7. Complimenti Asia. Grazie Asia. Continuiamo con la numero 3 Tania Veras da Treviso. La selezione per Miss Riviera del Brenta, finale il 6 settembre. Tornata di fronte al tavolo della giuria Tania. Vediamo le tue votazioni. 7, 8, 7, 8. Grazie Tania. Avanti con la numero 4 Sonia Boscolo da Sottomarina. Vediamo le votazioni per Sonia. Giulia, c'è l'incertezza, ma arriva. 6, 7, 8, 7, 6, 7. Complimenti Sonia. Andiamo con la numero 5 Silvia Palazzo da Mogliano.
Eccoci con Silvia. Andiamo giuria, votiamo. 6, 7, 7, 7, 6, 7. Complimenti Silvia, grazie. Andiamo invece con la numero 6, Maia Leone da Mestre. Votiamo 9, 9, 10, 8, 9, 10. Complimenti Maia. Andiamo con la numero 7, Aurora Zorzi da Zero Branco. Eccola qui Aurora, prego giuria sulle palette. 7, 7, 8, 7, 8, 7. Basta aspettare un pochino, un po' di suspense però, è arrivato. E continuiamo con la numero 8, Alessia Buzzau di Vicenza. Eccola qui Alessia. Andiamo. 7, 8, 8, 7, 7. Complimenti Alessia. Eccoci qui, votiamo per Irene. 6, 6, 7, 7, 7, 6. Grazie Irene. E andiamo avanti con la numero 10, Maria Sole De Vito da Treviso. Qui Maria Sole, attentissima la nostra giuria. Vota così. 9, 9, 9, 9, 10, 8. Complimenti Maria Sole. E continuiamo con la numero 11, Sandy Karponic. Qui Sandy. E giuria votiamo 8, 8, 9, 8, 9, 7. Grazie Sandy. Continuiamo con la numero 12, Sabrina Bencati da Favaro. Eccoci qui con Sabrina. Prego giuria. 8. Rifacciamo, si può. 6, 7, 7, 7, 8, 7. Grazie Sabrina. E andiamo avanti con la numero 13, Nicole Perlini da Favaro. Eccoci qui. Nicole Perlini. Votiamo giuria. 7, 8, 8, 9, 10, 8. Complimenti Nicole. Continuiamo con la numero 14, Cosmina Solomon di Treviso. Eccola qui Cosmina. Sulle palette. 7, 8, 8, 9, 9, 9. Complimenti Cosmina. E concludiamo con la numero 15, Giada Fichera da Vigonza. Eccoci qui con l'ultima ragazza in concorso, Giada Fichera. Vediamo anche le sue votazioni. 8, 9, 9, 10, 10, 9. Complimenti, facciamo un applauso a tutte le 15 ragazze che hanno sfilato per la seconda selezione di Miss Riviera del Brenta. Facciamo un applauso anche alla nostra giuria. Ha fatto un lavoro meraviglioso. Com'è andata?
volete potete stare qui, perché per voi Miss Italia, no, per voi volevo farla, Miss Italia no, per voi vi ringraziamo veramente, però insomma il lavoro è finito qui. Allora, se le nostre ragazze sono pronte, direi di accogliere ancora una volta tutte le nostre Miss in concorso per Miss Riviera del Brenta con un applauso! Cominciamo dalla ottava classificata, Miss Tende e Serramenti. Chiamo qualcuno gentilmente per Tende e Serramenti. Ricordami il tuo nome. Marco, grazie Marco per essere qui con noi. Miss Tende e Serramenti che riceve il profumo di Tumo dalla per un giorno, ovviamente la fascia di Miss Tende e Serramenti. Miss Tende e Serramenti. Si aggiudica il posto alla finale di Miss Riviera del Brenta del 6 settembre. Grazie Marco. Settima classificata Miss Enel Partnership Mestre Mira. Eccoli qui, facciamo un applauso. Buonasera, vi ricordo il nome? Lara e Filippo. Lara e Filippo, grazie per la vostra collaborazione. Consegniamo la fascia di Miss Enel Partner Mestre Mira. Sandy Carbonic. Complimenti, Sandy riceve la fascia Miss Enel Partner Mestre Mira. La foto e il profumo Tumo dalla per un giorno. Grazie ancora. Ed ora siamo arrivati alla stessa classificata, Miss Ottica Vision. Chiamo gentilmente Vision Market, chiamo gentilmente Luca. Fabio, grazie e buonasera, grazie per essere stato con noi, grazie per la vostra collaborazione. Stasera è andata così, buona la prima, insomma. Allora, Miss Ottica Vision Market è Asia Fregnan. Asia Fregnan, sesta classificata Miss Ottica Vision Market. Ricevi anche un omaggio da parte di Ottica Vision Market. Grazie, complimenti Asia. Quinta classificata Miss Salotto Aldreghetti. Riceve ovviamente la fascia il premio Mare Nodo, una cena per 2 persone presso Salotto Aldreghetti e un premio offerto da Mitri Gioielli. Miss Salotto Aldreghetti è Smina Salomon. E premiamo Cosmina. Grazie Stefano.
Antonina. Alta classificata Miss Bareato. Prego Francesca, Mitri Gioielli. Miss Bareato riceve il premio Mario Nodo profumo suo della per un giorno. Quarta classificata Miss Bareato Maria Sole De Vito. Complimenti Maria Sole. Miss Bareato. E complimenti ancora a Maria Sole De Vito. Sul podio, terza classificata, Miss Isolante Case. C'è anche i fiori offerti dall'angolo fiorito di Oriana. Premio Mario No e un costume di Tuo della per un giorno. Miss Isolante Case è Nicole Perlini. Isolante Case, terza classificata. Consegniamo i fiori e gli omaggi. Ti rivedremo alla finale di Miss Riviera del Brenta. Grazie mille ancora, grazie per la partecipazione. Seconda classificata, Miss Casello 11 Agenzia Viaggi. All'angolo fiorito premia Miss Casello 11 Agenzia Viaggi, riceve anche il premio Mario Nove, premio Vodafone, un premio che è un video clip realizzato da Alberto Lovidacqua. Seconda classificata Miss Casello 11 Agenzia Viaggi è Maya Leone. Seconda classificata Maya Leone. Grazie, complimenti Maya, grazie Diana. E siamo arrivati alla prima classificata Miss Riviera del Brenta. Questa seconda selezione si aggiudica anche la fascia di Miss Blumare concorso nazionale. Abbiamo la nostra Francesca Brano per Mitri Gioielli pronta a consegnare la corona in vetro di Murano. Consegniamo anche i fiori dell'angolo ferito di Oriana, un premio Mario No, e si conquista così anche il book fotografico realizzato da Massimiliano Poletto. Prima classificata Miss Riviera. Sì? Francesco, attenzione! Che responsabilità! Francesco Dalmoro, prima classificata, lui premierà Miss Riviera del Brenta in questa selezione all'Ede Venezia. Accede alla finale di Miss Riviera del Brenta e alla finale di Miss Blumare. Quindi facciamo un po' di suspense. Si può fare? No, lo facciamo noi. Miss Riviera del Brenta, questa sera da Venezia è Giada Fichera. Giada Fichera, prima classificata Miss Riviera del Brenta, seconda selezione qui a Venezia. Il 6 settembre insieme a tutte le ragazze che hanno ricevuto la fascia questa sera. Facciamo un applauso a tutte quante, perché sono tutte bellissime, giovanissime e avranno un sacco di altre occasioni per eventualmente conquistarsi qualche fascia. Grazie
Grazie.